maggior parte di voi già mi conosce, in questi mesi i miei frequenti viaggi in mezzo a voi, abito a Parma, ho sentito il vostro dramma a distanza. Grazie molto per l'ospitalità. La seconda volta che io vengo, da quando praticamente ha avuto inizio questo dramma in questa regione, che è un dramma che poi ha coinvolto non solo le popolazioni locali ma anche tutti i sardi che da tanto tempo vengono qui a far crescere questa regione, per cui mi sono preoccupata molto. È quello che in quanto sarda parlo innanzitutto come cittadina sarda, e quello che mi ha fatto preoccupare molto è il silenzio che c'è da noi su questo problema. Sarà colpa dei drammi che si stanno vivendo in Sardegna in questo momento storico, perché c'è una situazione davvero drammatica, ne parla molto anche la stampa italiana, credo. Adesso abbiamo tutto il polo industriale che praticamente sta esplodendo, abbiamo sotto minaccia di disoccupazione migliaia e migliaia di sardi, che equivale a migliaia e migliaia di famiglie. Quindi la politica è molto distratta, però io non voglio di certo giustificare la distrazione. La politica non si deve distrarre, e la politica non si deve distrarre nella nostra terra, come non si deve distrarre neanche rispetto ai sardi che per un motivo o per un altro hanno scelto di andare a lavorare altrove. La stragrande maggioranza della nostra gente è andata fuori non perché ha scelto, ma perché è stata costretta, perché doveva cercare il pane. Per cui anch'io sono molto proiettata nel mondo in quanto sarda, e mi sono resa conto in tutti questi anni quanto sia importante lo sguardo dei sardi che stanno fuori dalla Sardegna rispetto ai nostri problemi. Faccio un discorso generale, nel senso che noi da soli non ce la facciamo, questo io lo dico sempre, lo dico in sede istituzionale. Per cui in Sardegna noi abbiamo bisogno di avere degli scambi con i sardi che stanno fuori, perché devono mettere a disposizione le esperienze che sono state maturate fuori. Chi ha viaggiato ha un modo diverso di leggere le realtà e quindi è in grado anche di dare un forte contributo, che invece stranamente si è creata questa grossa frattura fra i sardi che stanno nella nostra terra e i sardi che stanno nel mondo. E io credo che sia assolutamente, soprattutto adesso in un momento di emergenza, cercare di ricucire le relazioni. Questo. Dico pure che il silenzio della Sardegna rispetto al terremoto non è mica normale questo. Non mi è parso che ci sia stata nessuna forma di interessamento, e dico forse perché distratta da altri problemi. Però la seconda volta che io vengo ho molti scambi con Giuseppe, che mi informa momento per momento un po' di tutto quello che sta avvenendo anche qui, e ci scambiamo un po' le preoccupazioni. Quindi io sono venuta qui non perché io abbia soluzioni, magari fosse. Io vengo qui con la consapevolezza che potrebbe anche non servire a niente. Dobbiamo avere anche questa consapevolezza, però qui ci vuole uno sforzo per capire quali sono i problemi grossi, come portare il messaggio all'interno. Cioè io vi devo solo sapere ascoltarvi, sentirvi, capire meglio, dopodiché cercare di portare il messaggio all'interno del Consiglio regionale della Sardegna, perché come minimo un intervento lo deve fare, capire qual è l'entità dei danni che i sardi hanno subito, in che condizioni sono, anche dal punto di vista della capacità di far fronte al dramma. C'è chi è rimasto totalmente senza casa, c'è chi ha la casa danneggiata e deve intervenire economicamente per rimetterla in sesto, e quindi io dico che la Regione Sardegna in una certa misura deve risponderne. Questo è un atto che è assolutamente dovuto ai sardi che stanno in questa regione. Quindi io non faccio grandi discorsi, cioè sono proprio venuta a sentire, capire anche le istituzioni locali come sono organizzate e come stanno cercando di intervenire. Ho avuto la sensazione che ci sia un fortissimo individualismo all'interno dei comuni, nel senso che ogni comune si gestisce a modo suo il suo orticello, ma non funziona così. Io credo che in questa situazione
i comuni debbano essere necessariamente coordinati fra di loro per fare una politica di intervento omogenea, non è che uno è bello e l'altro è brutto e quindi facciamo due pesi e due misure, devono essere coordinati fra di loro e voi dovete questo pretenderlo. Dopodiché bisogna vedere la regione se sta facendo una politica di intervento in armonia con i comuni. Mi sembra che, questo però lo diciamo perché noi siamo sardi, perché se no si offendono gli altri, però mi sembra un po' un'armata Brancaleone, cioè che qui stiano facendo un po' ognuno come vuole, però c'è anche il forte rischio che adesso facciano gli interventi per le piccole emergenze, della serie questo va aggiustato, aggiustiamo, poi i problemi grossi li affrontiamo dopo. I problemi che si chiamano grossi e che affronterebbero dopo verosimilmente non si affronteranno mai. Quindi io credo che sia necessario che, non lo so, se io fossi qui con voi io proporrei un comitato forte che abbia potere contrattuale con l'istituzione e che chiami i sindaci dei diversi centri interessati a un'assunzione di responsabilità, imponendo un coordinamento fra di loro e poi avere un confronto con la regione che sia un confronto serio e credibile. Per quello che mi riguarda io cercherò insieme a voi di buttare giù un testo da presentare nel Consiglio regionale della Sardegna. Quindi voglio davvero ascoltarvi, sono venuta con molta modestia, senza nessun tipo di presunzione, perché voglio ribadire che questa mia visita potrebbe non servire a nulla, però io ci provo come provo sempre per tutte le nostre battaglie. Quello mio piacere, io ho avuto però rispetto all'obiettivo è vero, rispetto cioè per me è stato bellissimo, io con la nostra gente ci sto sempre bene, quindi per me ogni occasione è buona, però in una situazione come questa bisogna cercare di concretizzare e almeno che la Regione Sardegna dica non ce ne importa nulla, non facciamo niente, però lo deve dire. Oppure non possiamo e non facciamo niente e lo deve dire. Non deve poter dire un giorno nessuno ha fatto nessun tipo di avance. E così non funziona. Noi ci siamo sempre abituati qua, che quando siamo venuti da là, via il PAN, così, arrangiarci. Io sono venuto via che avevo 20 anni e fino adesso mi sono arrangiato da solo, non mi ha mai aiutato nessuno, perché ho fatto tutto con le mani, con i bracci. Credo che quando si tocchi però la casa, perché la casa per noi sardi rappresenta, sì, si può anche ricostruire, però la casa è il frutto dei sacrifici di una vita, o perlomeno io questo ricordo per i miei genitori. Anche per noi è così. È appunto per quello, quindi da un punto di vista simbolico toccare la casa vuol dire toccare la vita. Quindi chiediamo conti. Io sono di quelli che mi hanno strappato via che ero ragazzino, non lo fatto fare. Diciamo di tutti i drammi i più forti e così anche nascosti, così che mi ha colpito me chiaramente, è stato per me la condizione di Aurelia mi ha colpito molto, è la condizione di molti sicuramente, però mi ha colpito proprio per la sua forza, quasi il fatto che vivesse in un camper con 2 figli, con una casa che terremoto, sfondato il tetto, questi giorni, la settimana scorsa guardavamo, c'è un pavimento che sta inarcando, e lì era il silenzio. Mario veramente mi ha portato un po' verso tutti quanti voi, la demolizione della casa di Valerio, quella ultima di Vittorio, la forza di Franco. Franco ha costruito quel campeggio lì, a parer mio, pensando alla sua famiglia e alla famiglia allargata. Fate delle richieste, delle cose di cui avete bisogno, perché lì poi intervengono i sardi come i privati, quindi un lavoro di puro volontariato, però insomma, così come ha detto Giuseppe, stiamo ricevendo decine di email dove ci chiedono in che modo potervi aiutare, eccetera, eccetera. Però noi vorremmo anche sapere come indirizzare le cose. Allora, si è parlato dei teloni, adesso abbiamo anche capito che tipo di teloni. Tutto quello che vi può essere utile richiedetelo senza problemi, ok?
vorrei darvi una comunicazione veloce. C'è un artista sardo, si chiama il dottor Drero, che è Michele Azzori, che vi ha mandato dei CD. Portali su, non poteva mandare altro perché non sapeva neanche come muoversi, però Michele Azzori è uno che sta vincendo molti, è super, cosa si dice? Gli attribuiscono premi a livello internazionale per la musica etnica, quindi è un cantante nostro abbastanza giovane che sta proponendo anche nelle sue canzoni i temi delle nostre proteste, delle nostre rivendicazioni, quindi è molto carina questa cosa. Vi saluta, vi dà la solidarietà e quindi prendetevi il CD, è una buona musica. Il momento di farsi sentire è adesso, perché i veri problemi iniziano adesso che l'emergenza è finita, che non se ne parla più alla televisione, che non si è più così in vista, che l'argomento non è più quello di impatto quotidiano, quindi nel momento in cui le luci cominciano a calare tutto si affievolisce, perché nel primo momento di emergenza arrivavano aiuti dappertutto, tutti erano disponibili, tutti chiedevano, tutti davano, tutti portavano. Nel momento in cui questo momento finisce ci si deve veramente destreggiare da soli, quindi direi che è proprio adesso che incominciano i veri problemi, perché l'emergenza è passata, perché non se ne parla più, perché arriva l'inverno e perché i veri problemi incominciano a sentirsi adesso che i tempi diventano lunghi, si dilatano. Quindi direi che questo è il momento di continuare a farsi sentire per far sapere che il problema non è risolto, ma che incomincia adesso. È importante perché non se ne parla più e la gente si dimentica, pensa che bene o male le cose si stiano risolvendo, invece purtroppo non è vero. Quando è venuto il Papa, ha fatto via tutte le tende e non fa vedere niente. Fatevela la realtà, almeno poi è successo. Poi il primo che l'ha baciato la mano, per fortuna non l'ha messo dentro adesso. Era un pedofilo. Parlando di ciò che serve, ovviamente è chiaro che serve un po' di tutto. In questo momento venivano in mente i teloni, perché in queste situazioni sono importantissimi. Tutto ciò che è stato danneggiato, che è rimasto scoperto, che ha bisogno di protezione, prima dal caldo e ora dalle piogge e dall'eventuale freddo, neve, gelo che arriverà, ha bisogno di essere riparato in qualche modo. Quindi i teloni sono una componente importantissima. Io per prima ho un pezzo di tetto scoperto. Nel momento in cui c'era l'emergenza i vigili del fuoco erano disponibili, però erano disponibili solo per le zone rosse. Io non ero in zona rossa, dovevo aspettare di avere l'ordinanza. Nel momento in cui mi è arrivata l'ordinanza l'emergenza era già passata, quindi il contingente dei vigili del fuoco era notevolmente diminuito e io non ho potuto usufruire di nessun aiuto per coprire questa parte di tetto scoperta, per cui in questi ultimi giorni la mia casa ha preso tutta l'acqua e in ogni caso c'è bisogno sia di materiale per poterlo coprire fin tanto che non si iniziano i lavori, sia di strutture, mezzi che ci permettano di arrivare sul tetto in sicurezza per coprirlo. Quindi sono tutte cose che sembrano banali, ma sono importanti in questi casi, per non danneggiare ciò che è già danneggiato. Molto sul fronte alla solidarietà, alla protezione civile, sono volontari che sono stati loro a porre il problema delle tende, di queste tende militari molto robuste, con delle chiusure perfette, eccetera, eccetera, che possono essere utili proprio per queste esigenze che ci sono. Quindi anche per la conservazione e lo stoccaggio di materiali che vanno assolutamente messi così in una situazione di protezione. In qualche maniera dovrà sgomberare casa, non so dove mettere, cioè io sono una che ho la roba in 3 posti diversi e altra mi è rimasta a casa, quindi se dovrò sgomberare anche quella che mi è rimasta dentro avrò bisogno di un posto dove mettere. L'associazione fuoristradistica è 4x4 Sardegna Club, per cui semmai li faccio mettere in contatto con voi e quindi ci può essere un contatto diretto per capire con esattezza e per dirvi fra voi di che cosa necessitate, di che cosa loro possono eventualmente aiutarvi a reclutare.